Un incontro natalizio si è svolto a Porto Empedocle presso l'Hotel Villa Romana, organizzato dalla Nuova DC. Il tema scelto è quello della reintroduzione delle nuove province in Sicilia. Si sono incontrati amministratori locali della Nuova DC e hanno dato il suo fattivo contributo agli assessori regionali del partito presenti all'incontro, l'onorevole Nuccio Albano, assessore alla famiglia, Andrea Messina, assessore agli enti locali, gli onorevoli Carmelo Pace, Agrigentino e Ignazio Abbate. Ha concluso i lavori il commissario regionale onorevole Salvatore Cuffaro, che nel suo intervento ha ricordato l'iniziativa fatta a suo tempo da Monsignor Peruzzo per combattere la povertà del periodo, con l'ausilio di tanti giovani democristiani agrigentini del tempo, come gli onorevoli Rubino, Giglia, De Leo, Sinesio, il partito dei cattolici, insomma. Quindi è intervenuto sulla scelta di due importanti assessorati, come il lavoro della famiglia e quello degli enti locali, dove per l'appunto dovrà passare la nuova riforma, quella delle nuove province, segno di democrazia. Quindi l'annuncio che si andrà verso una nuova democrazia cristiana unita anche a Roma, nelle sue varie anime, come quella di Rotondi e di Cese, e che si correrà anche alle prossime regionali nel Lazio, con Roma tapezzata dei manifesti della Libertas. Presidente, momento di auguri ma anche di prospettiva. Ecco, allora le faccio una domanda. Un anno fa, il Natale scorso, si aspettava questo esploit della democrazia cristiana, della nuova democrazia cristiana? Ma è un momento, perché la squadra che abbiamo fatto sta diventando una famiglia giorno dopo giorno, perché la democrazia cristiana è una famiglia, perché lavoriamo per tenere in piedi i valori che sono fondanti della nostra società e che tra questi valori riteniamo che quello prioritario è il ruolo della famiglia che sia attiva e non una famiglia passiva. Un anno fa, quando abbiamo cominciato, eravamo ricchi di speranza ed eravamo convinti che nel cuore dei siciliani ci fosse un'attenzione particolare per quelli che sono i valori veri, quelli che tengono in piedi la società e che tengono in piedi le istituzioni. Abbiamo avuto ragione, i siciliani ci hanno dato ragione, ci hanno fatto fare un risultato importante. Questo risultato avrebbe potuto essere più importante ancora se non ci fosse stata la contestualità delle elezioni nazionali, ma ci è servito a far sì che la democrazia cristiana sia rientrata dentro l'istituzione parlamentare della Regione, che aveva creato e aveva contribuito a valorizzare, ma è servito soprattutto a dare un messaggio chiaro ai siciliani. La democrazia cristiana adesso c'è e vuole essere il partito di tutti, un partito libero, un partito aperto, un partito plurimo, un partito che ha al cuore la famiglia, le persone, la società e le istituzioni. E credo che questa straordinaria presenza a un convegno che è quello di stasera ne sia la dimostrazione palese. Come inciderete sul governo Schifani? Siete presenti con due assessorati, la finanziaria è andata, ci sono delle lamentele che Schifani si è accontentato di 200 milioni dallo Stato italiano quando se ne avanzava molti di più. Ma c'è una finanziaria schietta, perché è la finanziaria che porta il bilancio della Regione a riassettarsi e noi ci stiamo lavorando. Abbiamo due assessorati importanti, la famiglia, il lavoro, le politiche attive del lavoro. Gli enti locali è stato un punto di riferimento della Regione per tanti anni, noi l'abbiamo preso perché siamo convinti di rivalorizzarlo e soprattutto di farlo ridiventare il fulcro delle politiche della Regione. Oggi è il fulcro di questa politica, tant'è vero che oggi qui stasera presentiamo il disegno di legge per la riistituzione delle province regionali, che è un tema che abbiamo voluto fortemente come Democrazia Cristiana in campagna elettorale e che è diventato uno dei punti cardine del programma del Presidente Schifani, che noi stiamo aiutando nel suo difficile lavoro di governare questa terra. Le province saranno restituite, noi confidiamo di poter andare al voto direttamente questo giugno con l'elezione diretta del Presidente e con la ricomposizione degli organismi provinciali. Un organo intermedio importante che la follia di chi ha voluto far scomparire ha causato danni, purtroppo speriamo di poter recuperare in tutta la Sicilia. Basta guardare che cosa sono diventate le nostre strade di percorrenza provinciale, che cosa è diventato la valorizzazione dell'ambiente e delle altre cose. Questo permetterà a una nuova classe dirigente di fare da ponte tra il Comune e la Regione, ma soprattutto di far crescere l'idea della democrazia, perché la democrazia non può fermarsi
davanti all'idea che possa costare qualche lira in più, cosa che poi non è successo neanche perché il costo è rimasto e è venuta bene la partecipazione democratica, la restituzione anche molto merito della nostra volontà. Credo che questo dia un segnale di quanto la Democrazia Cristiana incide in questa tenuta di governo. I prossimi passi? Ma i prossimi passi saranno quello di entrare sempre più come partito a strutturarsi dentro i comuni, di aprire le nostre sezioni perché diventano un punto di dialogo, di rapporto, dove la gente si incontra, dove la gente capisce quali sono le realtà che nei comuni vanno valorizzate. Il prossimo passo ancora sarà il congresso provinciale che ad Agrigento ma in tutta Sicilia faremo entro fine gennaio. Si farà a febbraio il congresso regionale e il 4 e 5 marzo il congresso nazionale di rilancio. Ho il piacere di annunciare qui stasera che la Democrazia Cristiana col suo simbolo, assieme ad altri pezzi di partiti di ispirazione cristiana, hanno presentato il simbolo dello scudo crociato con la scritta Libertas anche per le elezioni regionali del Lazio. In Europa? L'Europa è un argomento per il quale stiamo lavorando, ci vorrà un partito strutturato a livello nazionale e soprattutto ci vorrà capire come la Democrazia Cristiana di oggi possa contestualizzarsi dentro il Partito Popolare Europeo. Io in questi giorni ho anche sentito il presidente dell'Internazionale Democristiana che è l'ex premier del Presidente della Repubblica Libanese col quale ci siamo sentiti, speriamo di averlo in Sicilia nei prossimi mesi. Questo vuol dire che noi stiamo lavorando per una larga area che si rifaccia al Partito Popolare Europeo e che guardi con attenzione ai problemi più difficili dell'Europa, a cominciare dalla guerra in Ucraina a finire alla valorizzazione dell'ambiente. Ma io ringrazio intanto i parlamentari, i colleghi parlamentari, Andrea Messina, nonché assessore, Nucci Albano, nonché assessore, e il presidente della prima commissione Ignazio Abate, era assente Rosellina Marchetta. Hanno fatto tanta strada per raggiungerci, per scambiare gli auguri di Natale insieme al popolo agrigentino, ma per parlare di alcune tematiche importanti, una fra tutte è il ritorno delle province, il ritorno della democrazia all'interno delle province regionali. L'assessore Messina sta lavorando per un disegno di legge, noi come Parlamento lo stiamo supportando e quindi immaginiamo che da qui a poco in Sicilia si tornerà a votare per le province, per formare una nuova classe dirigente. Speriamo per formare una classe dirigente di democratici cristiani, che contiamo di essere il primo partito alle prossime competizioni elettorali per la provincia di Agrigento, ma soprattutto per dare un servizio e un avvicinamento fra le istituzioni e il territorio. La viabilità non fa più manutenzione da quando sono state chiuse le province, le scuole non hanno più nemmeno, tantissime, non hanno più nemmeno i riscaldamenti o comunque le manutenzioni tardano ad arrivare, non c'è una pianificazione turistica globale, tutto è affidato alle intuizioni dei singoli sindaci e quindi il ritorno alle province è un'esigenza di voler tornare alla democrazia ma di voler amministrare nuovamente il territorio. Oggi è una festa, è la festa della democrazia cristiana, la festa della democrazia cristiana di Totò Cuffaro. Se siamo qua in tanti, se siamo stati eletti 5 parlamentari regionali è perché su questo progetto ha scommesso, ha messo la faccia, ha messo il cuore e lo ha fatto Totò Cuffaro. Adesso noi dobbiamo creare le basi per assecondare il desiderio e il sogno di Totò Cuffaro e creare le basi per fare la democrazia cristiana. Assieme a lui, a fianco sempre a Totò Cuffaro. Assessore, presente qua ad Agrigento a questa convention della democrazia cristiana con un assessorato importante che lei gestisce, con tante emergenze che ha citato nel suo intervento. Condivido che sia un assessorato importante perché è un assessorato col cuore pulsante in quanto arriva a tutti quei soggetti che sono fragili e che hanno bisogno. Ci sono le famiglie, ci sono i disabili, ci sono gli immigrati, ci sono gli anziani, i giovani non inseriti. Mi occuperà, già l'ho fatto, ma mi occuperò in questo 2023 di loro con tanto amore
spero di ricevere anche tanti contributi, tante riflessioni della comunità per lavorare in squadra. Recentemente l'iniziativa della panchina rossa che lei ha voluto all'interno del suo assessorato e della casella postale per i messaggi anonimi. Questo è un problema, diciamo, annoso che mi ha sensibilizzato molto in questo breve periodo in cui ho lavorato in assessorato, per cui ho voluto creare questo simbolo, proprio l'assessorato della famiglia, per essere un richiamo, per essere un ricordo per quelle donne vittime di violenza. Inoltre la buca che abbiamo installato servirà per chi non ha il coraggio di andare a denunciare, ma anche in forma anonima potrà mettere nella casella che noi abbiamo impiantata o cercarmi, perché io sarò pronta a sostenerle, ad ascoltarle, e poi ci sono veramente nel nostro assessorato tanti fondi economici per poter supportare le necessità delle donne. Anche l'installazione di un pool, lei diceva, un pool specializzato, sì, formato da psicologi. Faremo un progetto pilota che sarà un punto di ascolto con un team multidisciplinare, con avvocati, con psicoterapeuti, pedagogisti, psicologi, per poter andare incontro sia alle donne maltrattate ma anche agli uomini maltrattanti, perché logicamente non sono uomini cattivi ma sono uomini malati che hanno necessità di cura, di ascolto e di aiuto. Assessore, presente qua ad Agrigento, momento di auguri ma anche di bilancio, una presenza della Democrazia Cristiana che incide sul governo regionale. Ecco, parliamo anche della sua esperienza di questi primi mesi come assessore. Allora, a Agrigento parliamo di Democrazia Cristiana, ma parliamo anche dei primi atti amministrativi che stiamo cercando di produrre all'interno del governo ma anche dell'Assemblea regionale. Il mio approccio ovviamente è stato più che positivo, ci troviamo anche in un momento dell'anno in cui ovviamente ci sono tantissimi adempimenti di natura finanziaria. Sappiamo che siamo stati eletti e proclamati al momento della finanziaria regionale e abbiamo subito raccolto questo obiettivo e già siamo al lavoro e contiamo, se ce la facciamo, forse per il primo anno dopo tantissimo tempo, di approvare il bilancio della regione in tempo utile, non so se entro il 31 dicembre ma sicuramente entro il 15 gennaio. Sull'istituzione delle province? Sulla istituzione delle province stiamo già lavorando, però sappiamo bene che dobbiamo aspettare prima la riforma della legge nazionale. Sappiamo che c'è la legge 56 del 2014 che è una legge economico-finanziaria, che già ci sono diversi disegni di legge depositati che mirano a modificarla. Appena questa sarà modificata noi, e ritengo tutte le altre regioni, ma la Sicilia sicuramente saremo una delle prime regioni che faremo anche il nostro disegno di legge e sicuramente torneremo all'elezione a suffragio universale, elezione diretta, per dirla in poche parole. La situazione del bilancio dei comuni sicuramente non è delle migliori, ecco, in questo senso come saranno aiutati i comuni, in particolare quelli che sono in pre-deficit? Allora, diciamo che se torniamo a ripristinare le province, l'obiettivo nostro della Democrazia Cristiana ma anche del governo regionale è quello di decentrare anche alcune funzioni che oggi magari sono della regione o che oggi sono dei comuni, e così magari dare quella mano in più ai comuni. Se togliamo quei servizi che gli procurano oggi più deficit economico, che sappiamo bene che il ciclo dei rifiuti prima di tutto è quello anche dell'acqua, e dico la verità, in questa nuova ottica delle nuove province stiamo anche pensando ad alcune funzioni che dobbiamo decentrare dalla regione e dai comuni alle province. Noi anche come regione abbiamo già dato anche qualche intervento finanziario straordinario ultimamente, soprattutto per quanto riguarda il caro bollette, il caro energia. Abbiamo distribuito quasi 52 milioni di euro a province e comuni, e quindi ogni comune ha avuto una media di 10 euro ad abitante in più, che non erano previsti né nel bilancio della regione neanche nel bilancio dei comuni, ma che è stato, diciamo, un lavoro e uno sforzo dell'ultimo mese, e che già siamo riusciti a farlo diventare legge, e che i comuni nel giro di qualche settimana riceveranno anche i fondi.